Le mille lingue dei nostri alpini, trevisani, vicentini, veronesi. È da poco passato mezzogiorno, la pioggia che aveva bagnato l'avvio dello sfilamento smette di scendere. L'emozione di Genova è tutta per le penne nere del Veneto con la sezione Cadore in testa. Vanno all'assalto del cielo con la nudità delle rocce che piantano la punta nell'azzurro e si vestono in alto di sole. Signore e signori, davanti a voi la sezione Cadore! Sfilano gli alpini di Belluno e Feltre portando in alto i valori del corpo, la solidarietà, la vicinanza, quella mano sempre tesa quando ce n'è bisogno. Alpini, coerenza, forza, fatica, durezza. È la sezione di Valdobbiadene ad aprire lo sfilamento degli alpini trevigiani. La cultura della bellezza è radicata, lo è in ogni anfratto, in ogni colle, in ogni luogo, lo è perché questa è la terra di Valdobbiadene. Sfila il reparto Salmerie quest'anno senza i suoi muli che avrebbero dovuto camminare accanto ai bambini delle scuole, fermati però da questioni burocratiche, ma lo spirito del reparto è qui come è forte il cuore delle penne nere di Vittorio Veneto e di Conegliano. Dal 1887 Conegliano parla alpina! Sotto il palco delle autorità sfilano veci, boccia, sindaci orgogliosi di camminare accanto a chi nelle difficoltà è sempre pronto a fare la propria parte. L'applauso per la sezione di Treviso. Signore, signori, autorità davanti a voi, questa è la terra del Piave, del Grappa, del Montello, la sezione di Treviso. È il cuore che batte forte per le proprie comunità. In testa il presidente della provincia, a fianco i rappresentanti di quei 100 e 100 comuni che vanno sotto il nome di Marca Trevigiana, la marca orgogliosa, la marca gioiosa e amorosa. Dalle montagne e dalle colline al mare alla pianura con le sezioni di Venezia e Padova. Siamo la voglia di guardare avanti e di illuminare, lasciatecelo fare. Questo è il messaggio che oggi gli alpini della 97esima adunata lanciano al nostro mondo. Lasciateci fare gli alpini. È un crescendo di emozioni che accompagna gli alpini del Vicentino con la sezione Monte Ortigara Asiago ad aprire lo sfilamento. Davanti a voi gli alpini sfilano, gli alpini della terra vicentina, fedeli, custodi dei nostri eroi. Signore e signori, la sezione Monte Ortigara, quelli di Asiago, gli alpini altopianesi. E poi loro che arrivano dalla città che incarna appieno l'animo alpino con il suo ponte conosciuto in tutto il mondo, le penne nere di Bassano del Grappa. Signore, signori, autorità, ecco a voi gli alpini del Monte Grappa. Monte Grappa, tu sei la mia patria. Da Marostica, Valdagna, Vicenza, Monte Pasubio, ricordando passato, presente e futuro del corpo alpino. E accogliamo allora con un applauso la magnifica sezione alpini di Marostica. Ricordiamo l'attività da sempre portata avanti dai gruppi che sempre attraverso l'impegno dei loro soci riescono a concretizzare quell'azione capillare di sostegno e continuità dei nostri valori. Ecco allora arrivare altri figli del territorio vicentino. Ecco a voi incedere orgogliosa per le vie di Genova la sezione alpini di Vicenza. È la sezione di Verona a chiudere il raggruppamento Veneto, orgoglioso di essere a Genova, orgoglioso di esserci sempre.